Juve-Napoli, la reazione stizzita di Kvara, il motivo. Anche Antonio Conte ha chiarito alcune cose nel post partita, vediamole tutte adesso. Juventus-Napoli, reazione stizzita di Kvaratskhelia dopo la sostituzione, ecco cosa è successo. Il match tra Juventus e Napoli si è concluso 0-0 e le due squadre si sono prevalentemente annullate a vicenda nel corso di tutta la partita. Gli azzurri hanno provato a superare la difesa juventina provando a scardinarla tramite diverse azioni corali con fraseggi e orizzontali e verticali. Per i bianconeri è il terzo pareggio a reti bianche consecutivo in questo campionato dopo Roma ed Empoli. Il Napoli, invece, trova il primo pareggio in questo campionato dopo 3 vittorie ed ancor prima una sconfitta contro l'Hellas Verona. Un punto che, comunque, ha il suo valore data la difficile trasferta caratterizzata anche dal morale alle stelle della Juventus, uscita vincente contro il PSV in Champions League. La reazione di Kvara. Nonostante lo scialbo 0-0, il Napoli ha portato a casa un punto importante, soprattutto perché fuori casa. Seppur la manovra non sia stata fluida, gli azzurri di Conte possono tornare nel capoluogo campano soddisfatti. A balzare all'occhio è stata la reazione di Kvara. Il 77, infatti, è stato sostituito al minuto 73 e sembrerebbe non aver condiviso pienamente la decisione di Conte. L'ala partenopea, infatti, ha allargato timidamente le braccia nel percorso verso la panchina per poi sfogare la sua rabbia, probabilmente per la sua prestazione non ottimale. In panchina contro il seggiolino vicino. Khvika Kvaratskhelia è stato sicuramente uno dei protagonisti annunciati prima della gara contro la Juventus di Ciaggio Motta. Nonostante non abbia brillato, il georgiano ha provato in tutti i modi, specialmente nel primo tempo, a caricarsi sulle spalle l'intera squadra partenopea. Le sue giocate, con annessi raddoppi continui e di spessore dei difensori della Juventus, sono state comunque funzionali alla manovra offensiva. Lascia nei commenti quale valutazione daresti a Kvaratskhelia. Anche Antonio Conte ha parlato nel dopopartita, guardate cosa ha detto. Juve e Napoli non sono andate oltre il pareggio allo Stadium. Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sfida che ha visto gli azzurri strappare un punto a Torino. Non sono andate oltre lo 0-0 Juventus e Napoli, in una partita che ha visto tanto equilibrio e pochi spazi per arrivare al gol. Antonio Conte ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida ed i temi legati alla sua squadra. Sistema di gioco? Nasce dal fatto che l'ultimo giorno sono arrivati MC Tominay e Gilmour, è stato reintegrato Folorunsho. Abbiamo avuto 2 centrocampisti un mese e mezzo ed ora è diventato un reparto forte da sfruttare. Abbiamo iniziato a lavorare fin da subito, già la settimana scorsa, alternavamo un pochettino, ha detto l'allenatore. È un sistema che ci tornerà utile sicuramente, al tempo stesso questa settimana mi sono concentrato molto su questo sistema, è nelle corde di questa squadra. Mi è piaciuto, il mio timore era la fase difensiva, ma ora dico che siamo stati molto bravi. Davanti possiamo fare meglio, situazioni 1 contro 1 che dobbiamo sfruttare, abbiamo ampi margini di miglioramento. Avevo chiesto continuità ai ragazzi, so le difficoltà nel pareggiare in casa della Juve, lo scorso anno ci ha distanziato di 18 punti, fa la Champions, avevo chiesto continuità. A livello di attenzione dobbiamo fare molto meglio, potevamo sfruttare di più alcune situazioni favorevoli, ha ancora detto il tecnico. Juve-Napoli, l'analisi di Conte ai microfoni di DAZN. Cambio sistema? Avessi potuto fare e pensare a livello difensivo, magari avremmo messo un difensore in più. Il 3-5-2 ammazzerei troppi calciatori, non ha senso fare questo sistema. L'allenatore bravo è quello che si adatta ai calciatori sviluppando delle idee. L'intenzione era non lasciare il pallino a loro, quando lo abbiamo fatto è stato fatto bene. Romelu deve ancora entrare in condizione, quella che pretendo io, l'analisi di Conte. Ho scelto di fare questo sistema perché con la rosa che abbiamo a disposizione è quello più semplice per le alternative. Giocare col 3-4-2-1 sarebbe stato più difficile, abbiamo lavorato e sono moderatamente soddisfatto. Abbiamo fatto bene, nella fase offensiva potevamo sfruttare molto meglio le situazioni, le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi. Non è facile venire qui e giocare col tifoso che ti sta addosso, conosco benissimo questo stadio, ne facevo il mio fortino. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti la nostra squadra del cuore. Grazie per l'attenzione e arrivederci a tutti. Forza Napoli sempre e tutto per lei.